Il 5 dicembre, presso il Centro Congressi Alta Forum di Campodarsego, il CONI di Padova ha organizzato il Galà dello Sport Padovano, un'importante festa per celebrare e soprattutto onorare chi promuove lo sport in maniera significativa. Un segno di riconoscenza nei confronti di dirigenti, tecnici e atleti che si sono distinti nel 2011. Il presidente del CONI di Padova ci ha illustrato le ragioni di questo importantissimo evento. Noi abbiamo questo onore di rappresentare tutto lo sport padovano. Lo sport padovano vale molto dal punto di vista dei risultati, dei campioni che abbiamo, dello spessore umano e della qualità dei campioni, ma vale anche per la qualità dei dirigenti, dei tecnici, degli allenatori, delle società. È giusto onorarli in questa occasione, in questo galà ormai giunto alla 9ª edizione, in cui cerchiamo di dare un piccolo riconoscimento a chi dà tanto allo sport. All'interno delle premiazioni la parte finale è dedicata a dei premi speciali che vengono assegnati da una commissione in cui in questa edizione, delle ultime edizioni, diamo un riconoscimento a vari figure che operano nello sport, dagli sponsor addirittura ai fiduciari locali del CONI, perché il CONI a Padova ha un rappresentante in ogni comune, come dicevo, ai pubblici amministratori che sono sempre più sensibili alle problematiche dello sport, fino ai premi clou veri e propri, che sono Una vita per lo sport, che sigilla chi ha dato non un anno, 10 anni o 20 anni, ma tutta una vita allo sport. E poi infine i Gattamelata, che sono 3 per le società, che quest'anno vanno a 3 grandissime società che sono il Petrarca Rugby, la Pallavolo Padova e il Beauty Star di pallanuoto, le 3 società che hanno o vinto campionati o che sono in eccellenza nazionale, e a 3 personalità che quest'anno sono 2 atleti, Dotto, che quest'anno è esploso nel nuoto, Luca Dotto, arrivando secondo ai mondiali, e il nostro grande bandiera, una delle nostre grandi bandiere, Marco Galeazzo, campione olimpico, e proprio perché sulla cresta dell'onda, ma proprio perché facendo le scongiuri auspichiamo che sia l'anno buono, l'allenatore del Padova dal canto. Atleti, tecnici e dirigenti di diverse discipline sportive sono stati applauditi per i loro risultati d'eccezione, ma soprattutto per aver dimostrato grandi capacità di impegno e sacrificio. Ecco le impressioni a caldo sul CONI padovano di molte autorità presenti. Quando parli di sport parli di bambini, parli di adulti, parli di tanto volontariato. Ci vuole qualcuno che in qualche modo abbia il senso della squadra, del gruppo, del lavoro ordinato e coordinato. Ecco, il CONI è questo, è l'organizzazione, è fare in modo che quello che noi quando da piccoli cominciamo a giocare in strada diventi poi uno stimolo a fare lo sport organizzato. Ed è bello lavorare con loro perché ci danno anche una strada da percorrere assieme. La provincia di Padova ha trovato nel CONI un partner davvero eccezionale, è una risorsa straordinaria per il territorio e quindi la provincia di Padova ha addirittura deciso di tagliare alcuni suoi brand tipo Più Sport a Scuola per appoggiare le iniziative similari che si sovrapponevano del CONI stesso. Quindi con Gioco Sport la provincia collabora in modo straordinario, il che significa che noi andiamo a fare quello che il ruolo della provincia ci chiede di fare, che è quello di promuovere lo sport attraverso i bambini di tutte quante le scuole. Nell'ambito del Veneto Padova ha un ruolo sportivo molto importante e lo vediamo in queste serate in cui vengono premiati dei grandi campioni, dei grandi tecnici e dei grandi dirigenti di società. Certamente il Veneto, che è la seconda in Italia come regione sportiva, può far conto su queste province come Padova, in cui lo sport è nel DNA, con i suoi migliaia di volontari e con le sue società che anche in un momento così difficile non si arrendono e non si ritirano, ma anzi vogliono uno sport molto attivo. Le iniziative per lo sport di base gestite dai comitati provinciali del CONI corrono il grave rischio di essere abbandonate a causa della recente scelta del presidente del CONI Petrucci di eliminare i comitati provinciali. Questo è l'altro problema che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo. Non sappiamo bene dove porterà la pseudo autoriforma del CONI lanciata dall'amico Petrucci. Io ho scritto una lettera aperta, questa sera è qui a disposizione in cui
contemporaneamente da una parte do le mie dimissioni, dall'altra chiedo garanzie per il futuro, perché il CONI che siamo riusciti a trasformare da autoreferenziale a erogatore di servizi venga mantenuta la possibilità di fare i moltiplicatori di budget. Noi abbiamo moltiplicato il budget assegnato da Roma per ben 18 volte, vorremmo poter continuare. Quello che si è svolto a livello nazionale non ci ha trovato d'accordo, però io posso tranquillizzare tutti quanti che il coordinatore regionale eletto deve avere 7 dirigenti nelle province e fare solo il coordinatore, quindi non il dittatore. Io credo poi che questi dirigenti che sono nati porteranno avanti lo sport che vediamo in questa manifestazione, uno sport di base. So che funzionava bene con il provinciale e quindi credo che ogni modifica che si faccia, ancorché nasca da forse problemi da un lato economici, da un lato organizzativi, non vada a buttare via, come si dice, quello che di bello nel passato abbiamo fatto. Grandi esperienze, grandi persone, grande volontariato, grande tutto. Allora io sono per i cambiamenti, ma non buttiamo il bambino all'acqua sporca. Il premio Gatta Melata assegnato dal CONI può essere considerato l'Oscar dello sport padovano. Conosciamo i vincitori di questo prestigioso trofeo. Devo dire che la manifestazione dà una grande soddisfazione a chi come me dedica tempo nello sport. Il premio fa un grande onore, è un premio che io ricevo per la società, avendo una società numerosa dove tante persone come me si danno da fare, quindi lo raccolgo in nome e per conto di tanti soci. Certamente queste sono gratificazioni che danno una spinta in più a un momento così duro dove portare avanti lo sport per tutti c'è bisogno di tanta solidarietà e tempo, perché una delle cose importanti oggi che bisogna dedicare, forse più del denaro, è proprio la voglia e il tempo da dedicare, che comunque dà soddisfazione per noi e per i nostri ragazzi. Beauty Star innanzitutto è il nostro sponsor per il plebiscito Padova e per lo sponsor, è un premio molto importante, ci riempie di soddisfazione e soprattutto ripaga il lavoro di questi primi 25 anni di attività del plebiscito. Diciamo anche una scommessa che siamo riusciti a vincere facendo nascere la pallanuoto a Padova e facendola arrivare al vertice a livello nazionale, sia femminile con questa squadra in particolare ma anche con la maschile. Ma cosa prova un atleta che riceve il Gatta Melata dopo aver vinto l'oro olimpico? Beh, è una grande soddisfazione, soprattutto perché è un premio di casa, diciamo. Sono molto contento di averlo preso e spero in futuro di prenderlo ancora. Che sensazioni suscita ad un allenatore di calcio ottenere un premio dal CONI e il confrontarsi con altre realtà sportive? È sicuramente un riconoscimento importante, anche perché è poco tempo che sono a sedere sulla panchina del Padova e ottenere un risultato così credo sia motivo di grande orgoglio e da condividere soprattutto con i giocatori, che alla fine sono quelli che mi hanno permesso di ottenere risultati importanti. Avere un confronto con altre realtà credo sia estremamente costruttivo un po' per tutti e per chi vive mondi ovattati come il nostro, quindi è un'apertura ed è un piacere potermi confrontare un po' con gente che fa sport altrettanto interessanti quanto può essere quello del calcio. Sentiamo infine le belle parole del presidente che dopo 23 anni ha finalmente cucito sulla maglia lo scudetto del rugby. Beh, innanzitutto siamo orgogliosissimi di essere qua perché rappresentiamo dopo 23 anni uno scudetto che da noi mancava da troppo tempo. Mi sembra una bellissima manifestazione, io personalmente è la prima volta che partecipo e credo sia molto bella e significativa per il grande legame elegante che il CONI provinciale riesce a fare con così tante diverse discipline. Per l'appunto, per uno come me che per la prima volta viene qui e incontra atleti che probabilmente nella mia città non avrei mai incontrato e che vedo che c'è così tanta voglia di fare sport, questi risultati così importanti, per esempio quello della pattinaggio a rotelle non lo conoscevo, è straordinario. Questi momenti dovrebbero essere maggiori, questa aggregazione fra sport diversi secondo me è molto interessante e dovrebbe andare anche oltre queste feste un pochettino più istituzionali ma più ufficiose. E noi ci uniamo all'auspicio del presidente del Petrarca Padova Rugby.